Peppe, buonasera e complimenti per questa partita preparata magnificamente dal punto di vista difensivo e che avete vinto con merito. Ma sì, devo ringraziare i ragazzi, scusate, sono senza voce. Ti abbiamo sentito, abbiamo detto che anche a Leonardo ti hanno sentito quando chiamavi schema 2. Sì, devo dire che i ragazzi hanno eseguito una partita magistrale da un punto di vista tattico, fisico, mentale, perché non era assolutamente facile oggi dopo la notizia del crociato di Spina. Per noi era un tassello importante, per cui devo fare i complimenti a Dario che si è caricato di grande responsabilità, tanti minuti, ma tutta la squadra, va a Garrello che ha sacrificato qualche punto in più cercando di migliorare quello che non era andato nella scorsa partita, facendo giocare molto di più i compagni. Abbiamo avuto un gioco corale che ci ha permesso di arrivare poi alla fine a 74 punti, ma soprattutto difensivamente era quello. Loro sono una squadra di talento puro, nel senso hanno giocatori talentuosi che se sbagli fanno canestro. Noi siamo stati concentrati tutte le volte che davamo uno strappo e loro riuscivano a rientrare, e quindi non posso che fare gli applausi alla mia squadra. Abbiamo fatto un altro piccolo capolavoro, lo definirei, e un altro piccolo passo avanti in questo campionato che ci sta riservando comunque tante belle gioie. Fase orologio a 6 partite, la prima è vinta, dunque -1 da questo punto di vista. Sì. Obiettivo realistico, quante partite cercherete di vincere? A parte tutte quante chiaramente, ma qual è l'obiettivo realistico? L'obiettivo realistico è vincerne 2. Ok, 2. Quindi già siamo nella strada. Siamo nella strada. Esattamente. Questo è il nostro obiettivo. Adesso voglio parlare con Florio e Sortino, secondo noi hanno fatto una grande partita. Grazie Peppe, complimenti ancora.